Ed eccoci dopo la sigla. Avevate visto alle nostre spalle che cosa stavano preparando gli amici pescatori di Chioggia e di Caorle. Io sono con il presidente di OP Bivalvia, lo saluto, Gianni Stival, benvenuto ai nostri microfoni. Allora, un grande momento perché oggi si è sancito che cosa per le vongole dell'Adriatico? Oggi abbiamo ricevuto il certificato MSC, che per noi è molto importante. Siamo i primi nel Mar Mediterraneo, io direi i primi al mondo, perché non esiste, parliamo di vongole, di lupini, cosiddette pevarasse dette in dialetto, quindi è un grande evento, un grande risultato che ci tenevamo ad ottenere da 2 anni, che con grande lavoro, grande sacrificio, però oggi siamo qui a festeggiare, e grazie anche a voi che siete venuti qui a presenziare a questo nostro grande evento. Allora, una realtà importante, OP Bivalvia Veneto, una cooperativa, quindi quando si parla di sfruttamento solidale, equo delle risorse marine, si parla anche di una realtà, la cooperazione, importante, Presidente. Certo, questa è una cooperativa, io sono presidente dalla Costituzione da 12 anni, sono anche presidente del Cogeo di Venezia, ma in questo caso rappresento l'OP Bivalvia Veneto. Ci tengo a dire, sono pescatori di tutto il Veneto, di Chioggia, di Caorle, di Jesolo, Punto Sabbioni, di Cavallino, tutta la regione Veneto è rappresentata qui oggi, e stiamo facendo una pesca, e questa è la dimostrazione, sostenibile. Non siamo più i vongolari di 20 anni fa, che, lo dobbiamo anche dire, eravamo altre persone. Oggi io dico sempre, io sono un contadino e da 30 anni che faccio pescatore, però ho voluto portare la mentalità, la cultura del contadino, perché ho detto bisogna essere imprenditori prima di essere pescatori. Il mare dà ancora molto, ma dà solo se tu riesci a rispettarlo, se riesci a spostare i banchi e i restocchi, inseminarli in zone meno produttive, insomma riesci a dare se prendi meno, peschi meno giornate di pesca, meno quantitativi, insomma tutta una gestione che stiamo facendo da 20 anni, zone di ripopolamento, zone chiuse con ordinanze da parte della Capitaneria di Porto, 5 mesi di fermo biologico tutti gli anni. Noi adesso ripartiamo il 1° di agosto, poi ci fermeremo, abbiamo fatto giugno, luglio, aprile, maggio e giugno, e quindi adesso ripartiamo nuovamente alla pesca, poi ci fermeremo nuovamente altri 2 mesi, ottobre e novembre, quindi questa, insomma, non è vero che dicono che non si può fare pesca sostenibile, ci vuole la volontà, la cultura. Allora, pesca sostenibile è anche un prodotto che poi arriva sulle tavole dei consumatori, un prodotto sostenibile, un prodotto dei nostri mari, quindi una filiera oltre che ecocompatibile e sostenibile anche virtuosa, perché si aiutano i lavoratori del mare del nostro Veneto, ed è quanto mai azzeccato quella scritta che c'è alle sue spalle sulla vela, Presidente, i pescaori. I pescaori significa, pescaori vuol dire che siamo tanti, no, non un pescatore, e gli ori del mare, perché per noi questo è il nostro oro del nostro mare, che ci dà quotidianamente tutti i giorni. Ovviamente sempre rispettando, facendo gestione. Una cosa che ci tengo a dire è vongole di mare, lupini, pevarasse, come volete chiamarle, non sono le veraci, è un prodotto autoctono e quindi è un prodotto che non va depurato, un prodotto che vive in acque pulite, insomma un prodotto garantito, e questo marchio dà la sostenibilità e la garanzia, perché noi da settembre venderemo anche vongole su questa scatola che noi, come qui vedete su questa intervista, metteremo il marchio MSC, che è quello che ha il bavero qui il Presidente. Sì, metto qui, e poi avremo anche la fogliolina di vongole biologiche. Siamo i primi in Italia ad aver ottenuto la certificazione di vongole biologiche e i primi al mondo l'MSC. Complimenti, grazie, naturalmente buon lavoro al Presidente di OPV Bivalvia Veneto, Gianni Stival. Grazie a Gianni Stival, Presidente di OPV Bivalvia Veneta, ci ha raggiunti ai nostri microfoni Francesca Oppia di MSC Pesca Sostenibile. Allora, una certificazione importante, un iter che non è stato facile, però una grande soddisfazione. Che cosa significa questo
per OPV Bivalvia Veneto? Innanzitutto è l'inizio di un lungo viaggio, perché raggiungendo questa certificazione da oggi OPV Bivalvia potrà offrire a tutti i consumatori, non solo italiani ma a livello mondiale direi, questa la vongola caratteristica del Veneto sostenibile, che è il sogno un po' di tutti i consumatori che amano realmente il mare. È un processo lunghissimo, devo dire iniziato 4 anni fa con tutta una serie di ragionamenti, di valutazioni, anche la difficoltà di convincere gli stessi pescatori a pescare in maniera diversa, non è stato facile. E oggi, dopo una valutazione durata quasi 2 anni, OPV Bivalvia raggiunge questo traguardo molto importante e dovrà mantenere degli standard elevatissimi per poter chiaramente avere questa certificazione anche nei prossimi anni. Grazie a Francesca Oppia di MSC Pesca Sostenibile. Grazie alla dottoressa Francesca Oppia di MSC Pesca Sostenibile ci ha raggiunti ai nostri microfoni il direttore di OPV Bivalvia Veneto, Mauro Vio. Allora, Mauro Vio, soddisfatto perché qui questo è un riconoscimento che pesa, vero? Siamo molto orgogliosi, molto soddisfatti perché con questo certificato oggi suggelliamo veramente il nostro impegno per la salvaguardia della risorsa in mare. È tanti anni che lo facciamo, è più di 20 anni che grazie alle sinergie che abbiamo con i consorzi di gestione in mare riusciamo a dare un forte impulso ai banchi naturali attraverso il contingentamento delle quote, limitando le catture giornaliere, applicando dei fermi pesca biologico-riproduttivi molto importanti, cercando sempre di intervenire anche aiutando la natura con delle attività di risemene importante, creando delle nursery da cui poi dopo anche lì periodo di non pesca riusciamo poi ad attingere per ovviamente garantire il reddito alle nostre imprese di pesca, ma naturalmente tutto questo ci riempie di orgoglio oggi averlo comunicato di fronte a questa bellissima platea, di fronte al pubblico che finalmente può riconoscere il nostro prodotto certificato per la pesca sostenibile attraverso questo che è un bollino blu molto semplice, un pesciolino blu che tutti potranno poi riconoscere nella confezione del nostro prodotto. Grazie a Mauro Vio, direttore di OPV Bivalvia Veneto, rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua.